Dopo Enrico Gavagnin, anche la consigliera Silvia Peruzzo Meggetto lascia la lista Brugnaro Sindaco per aderire al gruppo di Fratelli d'Italia in Comune di Venezia. Credo sia stato un percorso fisiologico che mi ha portata fino a qui. Ho passato 2 anni in una lista civica e di conseguenza questo passaggio è stato un'evoluzione politica e un momento di riflessione che mi ha portata qui in una casa che sono sicura sia la mia casa, che rappresenta la mia identità, i miei valori di donna, profondamente e sinceramente da sempre di destra. Classe 1992, presidente della nona commissione consiliare, che si occupa tra l'altro di turismo, commercio e sviluppo economico, Meggetto è anche membro del consiglio direttivo di Confcommercio Mestre. Cosa significa questo ingresso per Fratelli d'Italia? Significa la continuazione di un lavoro sul territorio e di un partito che è diventato credibile ed autorevole e che quindi è normale che attiri persone che condividono i nostri ideali e che magari avevano fatto un percorso diverso prima localmente, ma che nel panorama nazionale si riconoscono in Fratelli d'Italia. In consiglio comunale il gruppo di Fratelli d'Italia è passato da 2 a 4 consiglieri, ma le nuove adesioni potrebbero non essere finite. È chiaro che le elezioni nel Consiglio comunale sono state svolte più di 2 anni fa, è cambiato il quadro politico, ma soprattutto oggi una delle forze civiche si è trasformata in un partito e quindi è anche naturale che alcuni rappresentanti di quella che era una forza civica si riconoscono politicamente più in Fratelli d'Italia che nel partito che è stato costituito.